Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Finanza e Carabinieri hanno eseguito un blitz antidroga per l'esecuzione di 77 fermi emessi dalla DDA di Catanzaro, tra i quali un latitante e un colonnello dei Carabinieri, Luigi Verde, di 57 anni, in servizio a Bolzano. Sono stati anche sequestrati beni immobili, la gran parte nel Lazio, per 200 milioni di euro, appartenenti alla famiglia Muto di Cetraro, attiva nel Cosentino. L'operazione ha coinvolto altre regioni, tra le quali Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna. Nella Locri della Guardia di Finanza ha eseguito 5 ordinanze nei confronti di affiliati al clan Pelle Votteri e Nirta Strangio, protagonisti della strage di Duisburg in Germania. Beni per un valore di 2 milioni di euro sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza ad Antonio De Vito, legato alla locale cosca dei Giampà di Lamezia Terme, su provvedimento dell'Ufficio Misure di Prevenzione del Tribunale di Catanzaro. I beni erano stati sequestrati a De Vito nel maggio scorso e sono 4 società di capitali, 5 terreni, un fabbricato in località Quadrati. La confisca è stata effettuata in base alle indagini del nucleo mobile del gruppo della Guardia di Finanza, dalle quali si desume che i beni di De Vito in realtà erano riconducibili alla cosca dei Giampà. Momenti di tensione stamattina alla facoltà di architettura dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. È stato infatti creato un vero e proprio blocco che impedisce l'accesso alla facoltà, con gli studenti immobili davanti ai cancelli. Il rettore della Mediterranea, Massimo Giovannini, ha provato, con esito negativo, a far rimuovere il blocco davanti alla facoltà, dove si trova l'aula magna d'Ateneo, occupata già da 3 giorni contro il DDL Gelmini. Le proteste scaturite in seguito al consiglio di facoltà, dove la preside Fatta ha applicato una supertassa di 120 euro per migliorare e potenziare i servizi universitari. Un protocollo di legalità con la Regione Calabria per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dell'energia eolica è quanto è stato deciso nel corso della conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza convocata dal prefetto di Reggio Luigi Varratta. L'attività di prevenzione riguarderà in particolare i lavori di realizzazione degli impianti di produzione con un costante monitoraggio dei cantieri, avvalendosi dei modelli già collaudati per altre importanti opere pubbliche. Sono 3.050 tutte di iscritti al PD della provincia di Reggio Calabria le firme a sostegno del documento che il movimento a testa alta invierà al segretario nazionale del partito Pierluigi Bersani. E quanto è stato reso noto nel corso di un incontro sul tema che fine ha fatto il PD, svoltosi a Reggio. Nel documento viene denunciato come atto arbitrario ed illegittimo il commissariamento delle federazioni di Reggio. Assemblee come questa, ha detto l'ex presidente del Consiglio regionale Giuseppe Bova, fanno bene alla salute. Le celebrazioni nazionali per la patrona dei Vigili del Fuoco, Santa Barbara, avranno luogo a Reggio Calabria da domani al 5 dicembre. Gli eventi si svolgeranno tra il lungomare della città dello Stretto e il Corso Garibaldi, dove verranno allestiti punti informativi sulla cultura della sicurezza civile e dove verranno esposte attrezzature e mezzi storici dei Vigili del Fuoco. La manifestazione è stata presentata ieri pomeriggio dal sottosegretario all'interno Nitto Palma. Le imprese delle donne, esempi mediterranei. Su questo tema, donne giuriste, imprenditrici e rappresentanti politiche provenienti da 8 paesi del Mediterraneo si confronteranno a Cosenza il 10 e 11 dicembre prossimi con le loro colleghe italiane. L'assessore comunale Maria Francesca Bozzo ha illustrato lo svolgimento delle 2 giornate, ma soprattutto gli obiettivi che ci si propone. I paesi coinvolti sono Spagna, Francia, Marocco, Algeria, Turchia, Grecia, Israele e Tunisia. Inizierà domani con la Bohème la stagione teatrale del Cilea di Reggio Calabria, che si chiuderà con l'orchestra Cilea a fine aprile 2011. Quello offerto dal Teatro Regino sarà un cartellone davvero interessante, all'insegna della lirica, della prosa e della danza. Tornando all'esordio, la Bohème replicherà anche il 5. L'11 e il 12 toccherà allo Schiaccianoci, mentre il 18 ed il 19 sarà di scena all'Ebreo. Il programma festivo proseguirà il 22 e il 23 con il concerto di Natale. Da gennaio in poi sarà di scena la prosa, con qualche incursione nel musical. Sono stati inaugurati ufficialmente i mercatini di Natale, collocati quest'anno nell'area del prolungamento di Piazza Matteotti a Cosenza. L'assessore comunale alle attività economiche e produttive Marco Ambrogio ha fatto visita ai 32 stand per articoli prettamente natalizi che vanno dagli addobbi per l'albero di Natale ai pastori per il presepe alle luminarie. Insoddisfatti però gli esercenti, che criticano la scelta dell'allocazione degli stand in un'area dislocata che non offre piena visibilità.